Il giorno del voto di fiducia alla Camera, bagarre fuori e dentro l'aula contro il governo Conte bis, Lega Fratelli d'Italia attacco, autonomia, il ministro Boccia, no ai diktat delle regioni, non si va avanti così. Dove raccontano i 14 mesi passati, l'attacco di Zaia che ribadisce le 23 materie rispettano la Costituzione, vogliamo i fatti e sul programma di governo ironizza con Conte, Babbo Natale ha perso il lavoro, stasera il governatore a ring. Picchia la moglie, da fuoco alla casa, quello che sembrava essere un rogo accidentale ha portato invece i carabinieri di Piove di Sacco ad arrestare un 49enne. Tragico schianto a Maserà nel Padovano, auto contro una moto, ad un incrocio il centauro muore durante il trasporto in ospedale. Paura questa mattina in via Prabella, Favaro Veneto, per la caduta di un pezzo di cornicione da una palazzina Ater e si riaccendono le polemiche sulla manutenzione dell'edilizia popolare. Dotazioni datate, organici all'osso, la polizia ferroviaria lancia un grido d'allarme attraverso i sindacati, trascurati e dimenticati da tutti, anche se svolgiamo un ruolo essenziale per la sicurezza. Atto vandalico contro la statua dell'Alpino a Paderno del Grappa, ignoti hanno strappato il tricolore usandolo come sciarpa per il monumento, la denuncia della sezione locale delle Penne Nere. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque oggi è stato il giorno del voto di fiducia alla Camera per il governo Conte bis, bagarre dentro e fuori l'aula. Lega e Fratelli d'Italia manifestano contro il nuovo esecutivo. Intanto il Premier Conte ha parlato anche di autonomia nel suo discorso per la fiducia, si va avanti, ha detto ma senza dividere nord e sud. Dal Veneto il governatore Zaia conferma il no al modello Emilia, ribadisce siamo preoccupati ma anche pronti a scendere in piazza. Ma se ce l'avevi promessa l'autonomia in una conferenza stampa di dicembre 2018 avevi detto che l'avresti chiusa la partita per febbraio 2019. Siamo a settembre 2019, allora qualcosa non mi torna. Dal Veneto a Roma il governatore Zaia parla direttamente al Premier Conte nel giorno in cui il Presidente del Consiglio pronuncia alla Camera il discorso per il voto di fiducia e non può non partire dall'autonomia, tema che nell'esporre il programma lo stesso Conte ha toccato. Un'autonomia differenziata che abbiamo definito giusta, cooperativa. È un progetto di autonomia che deve salvaguardare il principio di coesione nazionale e di solidarietà e la tutela dell'unità giuridica ed economica. Sarà essenziale definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e anche i fabbisogni standard e l'istituzione di un fondo perequativo. Queste cautele consentiranno di evitare il divario tra il nord e il sud. Sull'autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo. L'autonomia è legale, è prevista dalla legge e a Roma devono sapere che abbiamo i veneti che sono andati a votare. Le parole di Conte confermano la linea delle ultime ore del governo giallorosso. Il modello è quella Emilia del governatore PD Stefano Bonaccini, con meno materie richieste rispetto alle 23 del Veneto. Vogliamo gestire alcune competenze, abbiamo puntato sulla qualità e non sulla quantità. Da notaio noi siamo lì con le braccia conserte ad aspettare che il governo porti un testo, vedremo cosa portano. Vedranno i cittadini se sarà un testo serio o una presa in giro. Tutto questo mentre il neo ministro degli affari regionali rincara la dose. L'autonomia la vogliamo tutti, ma non ci può essere un'autonomia unilaterale proposta da chi non vuole ascoltare le ragioni degli altri, dice Francesco Boccia, che continua. Sarebbe un grave errore dire o si fa così o si va avanti da soli. Con i diktat non si va lontani. Che diktat? Cioè stiamo parlando di una legge da applicare. La Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie, le elenca. Noi le abbiamo chieste tutte, punto. Boccia, prenda e dica al mondo intero qual è la sua idea di autonomia. Il collega Lombardo Fontana rilancia, se non otteniamo l'autonomia, tutti in piazza. Ma questo è scontato, è di default. Nel frattempo, sul programma di governo enunciato da Conte, il commento da Palazzo Balbi è uno solo. Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte. Conte ha omaggi e regali per tutti. Ma se hai governato 15 mesi in questo paese, ti sei dimenticato di fare tutte queste robe. E se non ti sei dimenticato, caro Presidente del Consiglio, perché non le hai fatte?
E di questo, di autonomia, ma di tanti altri temi, dei temi caldi che il Veneto si troverà ad affrontare nei prossimi mesi, parlerà il governatore Luca Zaia in una puntata da non perdere questa sera, in prima serata a partire dalle 21:15 di Ring. Il tema dell'autonomia in primo piano, ma anche le grandi opere, la sanità, senza dimenticare la partita delle elezioni regionali del 2020. Dunque, puntata da non perdere quella di questa sera, vi ricordo a partire dalle 21:15 con Ring. Ospite il governatore Luca Zaia. Ma sentiamo anche gli altri temi toccati dal Premier Conte nel suo discorso alla Camera, mentre, come vi ho detto, fuori si svolgeva la manifestazione con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per contestare l'esecutivo. Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili, delle dichiarazioni bellicose e roboanti, curare le parole, ad adoperare un lessico più consono, più rispettoso. Nemmeno il giorno della fiducia Giuseppe Conte rinuncia alla stoccata a Salvini, così come quando in Parlamento annunciò la fine del governo giallo-verde. Stavolta però l'ex ministro e vice premier non siede a pochi passi, ma è fuori da Montecitorio, davanti alla folla della manifestazione contro il governo assieme a Giorgia Meloni. E pur non sentendo quanto dice il premier, la sua sembra una replica in diretta. Possono scappare dal voto per qualche mese, ma non possono scappare dal voto all'infinito. Forse i dittatori sono quelli chiusi dentro il palazzo che si vergognano a uscire per strada. Dentro intanto Conte illustra il programma di governo, tornando ancora una volta a parlare di novità come scarto rispetto al passato, mentre dalla Lega arriva il coro poltrone poltrone. Colleghi, Un'Italia smart e green, la lotta all'evasione fiscale, la scuola da rilanciare assieme agli investimenti per le imprese, la manovra da affrontare, la necessità di cambiare il patto di stabilità europeo e un punto importante sulle concessioni che riguarda da vicino il Veneto, Autostrade e i Benetton. Una progressiva ma inesorabile revisione di tutto il sistema. Quanto al procedimento in tema di concessioni autostradali avviato a seguito del ponte Morandi, voglio chiarire che questo governo porterà a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati. E poi via il decreto sicurezza bis per tornare alla formula iniziale del governo giallo-verde. Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica. Il che significa, vedete, recuperare nella sostanza, c'eravamo già, la formulazione originaria del più recente decreto legge. E se proveranno a riaprire i porti li chiudiamo noi tutti insieme. Ce n'è abbastanza per apparecchiare la tavola di uno scontro permanente. Nel frattempo Salvini guarda anche le sfide delle prossime regionali che vedono pure il Veneto alle urne. E il leader della Lega, lanciando una frecciata a Forza Italia, annuncia che le alleanze sono aperte. Con Giorgia lavoreremo per allargare. Non è il momento in cui dire tu no, perché c'è qualcuno che ancora in queste settimane dice no, se c'è lui non ci sono io. Restiamo in casa Lega, ma torniamo sul territorio perché il direttorio Veneto ha nominato i nuovi commissari provinciali, 7 per esattezza, ma è perplessa da queste nomine. Luisa Serato, presidente di Concessioni Autostradali Venete e militante leghista da 30 anni, chiede come mai il partito non abbia organizzato dei congressi per dare la parola ai militanti. A Venezia il commissario unico è il 29enne Andrea Tomaello. Ho almeno sempre creduto di stare in un partito democratico in cui mancano dei congressi da svariato tempo e pensavo che fosse arrivato il momento per dare la parola ai militanti. È solo una richiesta di democrazia, né più né meno. Non si tratta di una questione di persone, ma di metodo. La nomina da parte del direttorio Veneto della Lega di 7 commissari provinciali lascia perplessa Luisa Serato, dal 2015 presidente del Consiglio di amministrazione di Concessioni Autostradali Venete, il CAV, che in questo caso parla da esponente politico della Lega, di cui si definisce orgogliosamente militante da 30 anni. Un'uscita, la sua, che al momento però non ha avuto seguito, almeno apertamente, nel partito. Credo di poter legittimamente pensare che questo sia un pensiero assolutamente mio, o comunque insomma da quello che sembra isolato, nel senso che non ho avuto nessun tipo di
di riscontro né nel bene né nel male. Luisa Serato legge le nomine dei commissari veneti tracciando un parallelo con l'attualità politica nazionale. Al mio partito, che invoca con forza la sublime prova democratica delle elezioni, afferma che cosa vieta di essere conseguente convocando da subito regolari congressi per dar finalmente voce anche ai propri militanti. Il commissariamento, conclude Serato, non può diventare la regola del partito. Credo che sia arrivato il tempo di sentire finalmente che cosa ne pensano anche i militanti. Parlo io per le decine di migliaia di militanti veneti che però sono da troppo tempo inascoltati. Ci saranno delle ragioni, per carità, io non le conosco, ma ho semplicemente detto un pensiero a voce alta senza nessun intento, come dire, polemico, senza intenzione di scatenare alcuna bufera. Siamo alla cronaca. Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Conselvana nel Padovano. L'incidente è avvenuto per esattezza a Maserà. Intervenuti il SUEM che ha trasportato immediatamente il ferito in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale di Patriarcati, che dovrà chiarire l'impatto che ha visto coinvolti l'auto, un camion e la moto sul quale viaggiava il motociclista. Una coda di auto si è fermata in entrambe le corsie di marcia. A veicolare il traffico i carabinieri. Sembrava essere un rogo accidentale, quello avvenuto in un'abitazione a Piove di Sacco, restiamo dunque in provincia di Padova. Invece i carabinieri hanno scoperto che a dare fuoco alla villetta è stato un uomo di nazionalità siriana che per ripicca nei confronti della propria moglie fuggita da casa con i figli si è voluto vendicare. I militari lo hanno arrestato e adesso si trova in carcere. Quello che sembrava un rogo accidentale si è ben presto rivelato essere una brutta storia di violenza e aggressione ai danni di una donna. Era il 5 di settembre quando i vigili del fuoco intervennero in via Riga a Piove di Sacco per un incendio in un'abitazione. Quel giorno la casa andò distrutta dal fuoco. Le indagini avviate subito dai carabinieri hanno però accertato un'altra verità, ben più grave di un'abitazione avvolta dalle fiamme. Ci sono voluti alcuni giorni per capire che l'uomo di origine siriana ma residente in Italia da tempo quel rogo lo aveva appiccato di proposito per vendetta. Una trama diabolica perpetrata ai danni della donna e dei due figli minorenni che dopo un litigio finito a pugni e schiaffi si era permessa di ritornare a casa, prendere i figlioletti e fuggire dai suoi genitori. Un oltraggio che avrebbe scatenato l'ira del compagno che per ripicca avrebbe cosparso di benzina il pianterreno della villa per darle fuoco. Una storia che i carabinieri si sono sentiti raccontati dalla malcapitata che dopo la violenza si era fatta medicare al pronto soccorso per le ferite ricevute alla testa ed un braccio. Ai militari dell'Arma dunque è bastato seguire gli spostamenti dell'uomo finito in manette quando si è ripresentato sulla scena del crimine sperando di trovare il suo passaporto tra quello che restava di una casa ancora in fumo. Voleva scappare in Siria, ma non ha avuto il tempo di farlo. I carabinieri lo aspettavano per mettergli le manette ai polsi. Ora è in carcere in attesa di essere giudicato dall'autorità giudiziaria. Agli arresti domiciliari, dopo aver picchiato la compagna, tenta il suicidio, ma lei lo salva. Una storia di violenza e maltrattamenti, protagonista una coppia di quarantenni della Bassa Padovana. Un uomo agli arresti domiciliari dopo aver più volte picchiato la compagna ha tentato il suicidio ma è stato salvato proprio dalla donna. Sabato il 48enne residente a Monselice ha ingerito un mix di farmaci e alcol ed è arrivato in ospedale in ambulanza dopo che qualcuno aveva allertato il 118. A chiamare i soccorsi era stata proprio l'ex maltrattata. L'uomo aveva il divieto di avvicinarsi alla donna ed avere contatti con lei, ma la 42enne lo aveva sentito al telefono e aveva capito le sue intenzioni. La donna si è anche presentata in pronto soccorso e nonostante la presenza di polizia e carabinieri ha abbracciato l'uomo, poi è stata allontanata dalle forze dell'ordine che ora segnaleranno l'accaduto all'autorità giudiziaria vista la misura cautelare violata. Paura questa mattina in via Prabello a Favaro Veneto per la caduta di un pezzo di cornicione da una palazzina Atere. Si riaccendono le polemiche. Solo qualche settimana fa vi abbiamo segnalato lo stato di degrado nelle palazzine qui in via Prabello a Favaro Veneto. Questa mattina è caduto proprio lì un pezzo di cornicione. Sotto c'era una ragazzina di 17 anni che stava passeggiando con il cane.
Mi ha chiamato dalla finestra, mi ha detto mamma, questo muro mi ha schivato, e aveva un pezzo di muro in mano abbastanza grande che adesso era lì, ne ha preso i pompieri. Insomma, io non so se la prendeva in testa cosa che facevo, perché insomma è una situazione un poco sgradevole a dir poco. In questo caso è andata bene, ma i residenti del discusso condominio Ater di via Prebello 21 sono sempre più preoccupati per lo stato di degrado in cui versa la costruzione, con continue infiltrazioni d'acqua anche consistenti all'interno di molti appartamenti. Sono 30 anni, 40 anni che va avanti così. Il tetto è senza guaina. Quando piove, come ha piovuto ieri a dirotto, l'acqua entra nel cemento e va dentro agli appartamenti. E gli appartamenti del terzo piano sono tutti pieni di infiltrazioni d'acqua. Dovevano venire a fare i lavori ancora a maggio dell'anno scorso, ok, prima che mi dassero la casa a me qua, al Civico 21, e non sono mai venuti. Sì, veniamo, e non sono mai venuti nessuno. Quando un inquilino chiama l'Ater perché ha un problema dentro all'appartamento, o fuori anche, gli rispondono ma non sappiamo cosa fare, ci chiami, prendo appuntamento. Non è così che si fa, non possiamo aspettare che una bambina o un adulto muoia sotto un sasso che cade dal tetto, non possiamo aspettare così. A me in camera piove a dirotto, li ho chiamati, mi hanno messo un fiadico sasese, Tatiana, e silicone. Ma piove lo stesso, quando piove tocca mettere una bacinella sotto perché mi piove proprio in camera. E non è possibile perché l'affitto lo paghiamo e paghiamo anche bei soldi. E se viene a casa mia, se viene in camera mia, c'ha paura perché si è piena di muffa. Un episodio che arriva dopo le numerose polemiche per l'aumento degli affitti. Quello che scoccia è pagare tanto di affitto, dove che in fin fine i lavori di manutenzione non vengono mai a farli. Noi siamo 40 anni quasi che abitiamo in queste case, i lavori di manutenzione né ordinaria né straordinaria non sono mai venuti. Vengono a tappare buchi, fra virgolette. Hanno aumentato gli affitti, gli 42 inquilini che ci sono su questi appartamenti hanno sì protestato in senso vocalmente che hanno aumentato gli affitti e sono un po' alti, però li stanno pagando, anche se li hanno aumentati, però visto che hanno aumentato gli affitti dovrebbero venire a fare anche i lavori. I sindacati di polizia lanciano l'allarme sulle condizioni in cui operano gli agenti della Polfer del Veneziano. Mentre a Washington Reagan e Gorbaciov firmano un trattato per l'eliminazione dei missili a media gittata in Europa, nel 1987 in Unione Sovietica cambiano le procedure elettorali con più candidature a scrutinio segreto. Lontanissimo il dibattito sulla Brexit, a Londra Margaret Thatcher ottiene il terzo mandato da primo ministro del Regno Unito. Ma il 1987 è anche l'anno in cui sono prodotti i pantaloni che a tutt'oggi vengono consegnati al personale della Polizia Stradale di Mestre, un simbolo, secondo la segreteria provinciale di Venezia dell'FSP, la Federazione Sindacale di Polizia, di quanto siano trascurate la stradale e la Polizia Ferroviaria di Venezia, Mestre e Portogruaro, un corpo quest'ultimo, secondo i sindacati, dimenticato da tutti. A noi ci manca i mezzi di tutela, lo spray, in particolar modo, lo spray urticante, in particolar modo per evitare lo scontro corpo a corpo con l'aggressore o l'esagitato che sia. Nonostante il contesto difficile nel quale debbono operare, soprattutto di notte, agli agenti Polfer di Mestre mancano anche i nuovi cinturoni, arrivati ai colleghi delle volanti nell'oramai lontano 2013, molto più versatili e sicuri, e non solo quelli. Lo spray per noi è un'utopia. Voi l'avete richiesto? Come funziona? L'abbiamo richiesto, come abbiamo richiesto oltre allo spray anche le fascette, abbiamo in dotazione delle fascette, abbiamo fatto dei corsi particolari di aggiornamento per fermare le persone in stato di agitazione, in particolar modo sia in senso aggressivo sia anche in senso violento per se stessi. Le fascette non lo so, non si sono proprio mai viste. E lo spray invece da quanto tempo lo state chiedendo? Da quando è uscito, e da quando l'abbiamo in dotazione. È stato sempre richiesto e non è ancora arrivato. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. 2.
Siamo tornati in diretta. Tra burocrazia e carte bollate prosegue l'iter per il risarcimento dei risparmiatori delle banche venete coinvolte nel crack finanziario. Prossimo appuntamento fissato per lunedì. Lunedì prossimo tutte le associazioni che fanno parte della cosiddetta cabina di regia per i risparmiatori coinvolti nel crack delle banche venete sono stati convocati a Roma. L'iter per il risarcimento è partito, ma molte sono le insidie tecniche e burocratiche che potrebbero far allungare i tempi. Per prima cosa servono i documenti d'acquisto delle azioni e altre carte. Invitiamo tutti a controllare i documenti, le domande si possono fare, basta avere i documenti. Chi ci aveva ascoltato e a giugno ha fatto la richiesta a Banca Intesa stanno ricevendo i documenti degli acquisti. Solo con questi documenti è possibile inoltrare la domanda. Il consiglio che danno le associazioni è quello di firmare con riserva di controllo se non c'è chiarezza o se si hanno dei dubbi sulla propria situazione. C'è poi la questione della piattaforma online che presenta ancora qualche criticità al momento della presentazione della domanda e anche qui i tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione. Raccomandiamo di ritirarli e controllare sempre i documenti, in quanto con i documenti possiamo fare la domanda. Speriamo che lunedì vengano risolti i piccoli problemi che ci sono e andiamo avanti. Infine, ulteriore precisazione, le associazioni ricordano che se non si arrivano ancora tutti i documenti richiesti e si presenta la domanda solo in queste ore, l'attesa si allunga a 30 giorni più altri 30 prima di avere risposta. Agguerrita più che mai l'opposizione consigliare di Belluno che oggi chiede le dimissioni del sindaco Jacopo Massaro, nodo da sciogliere il neonato progetto INLAB e l'individuazione dei cosiddetti soggetti percettori. Non c'è trasparenza, non c'è la volontà di essere trasparenti e perciò chiederò sicuramente al prossimo Consiglio Comunale le dimissioni del sindaco, che dia le dimissioni. Aria pesante a Palazzo Rosso, attacchi al fulmicotone si susseguono da tempo contro l'amministrazione Massaro, da più parti accusata di scarsa incisività e attenzione al territorio, eppure di poca trasparenza. E così dopo le manutenzioni, la vicenda Nevegal, tutt'altro che risolta, i cantieri annunciati e mai partiti, dal piazzale della stazione alle storiche Gabelli, ora il mirino si sposta sui progetti. Di INLAB, l'acceleratore di idee, aggregatore di competenze finalizzato a valorizzare peculiarità territoriali, presentato lo scorso luglio in città, spiega il capogruppo di Belluno e di tutti Paolo Gamba, ne siamo venuti a conoscenza cose fatte. Noi non l'abbiamo mai ricevuto da parte del Comune, perciò abbiamo dovuto andare in cerca nelle altre associazioni di categoria che ci hanno dato il progetto. Un progetto meritevole di sostegno e di attenzione, precisa Gamba, che però punta il dito sul modus operandi della Giunta, in particolar modo sull'individuazione dei soggetti cosiddetti percettori, cioè delle società destinatarie di contributo. Tra questi vi sono la Fondazione Teatri, di cui è presidente Renzo Poloni, che è in contemporanea consigliere della Fondazione Cari Verona, che sostiene economicamente il progetto, e la cooperativa Società Nuova, il cui direttore è Marco Ciociano Bottaretto, capogruppo della lista del sindaco Massaro in movimento. Come sono state individuate? Che selezione è stata fatta? Domande che fino ad ora sono rimaste senza risposta. Chiederò sicuramente al prossimo Consiglio Comunale le dimissioni del sindaco, che dia le dimissioni e che faccia soprattutto capire al capogruppo di maggioranza che non può fare il direttore e anche il percettore di soldi pubblici. Dubbi sono espressi anche sul ruolo assunto da Valentina Tommasi, che il giorno dopo le sue dimissioni a sorpresa da assessore alle politiche sociali del Comune di Belluno è stata assunta da Società Nuova. Mi pare una cosa molto strana, ma molto strana, che un ex assessore esca dal Comune e improvvisamente venga assunta dalla Società Nuova e che partecipi e che faccia la capofila per questo progetto. Vandali in azione a Paderno del Grappa, presa di mira la statua di marmo raffigurante un alpino. È accaduto domenica scorsa nella piazzetta comunale di San Giacomo. A denunciare l'increscioso fatto David Vialetto del gruppo Alpini di Paderno. Come vedete nella foto, ignoti hanno ben pensato di abbassare la bandiera, stracciarla e metterla al collo dell'alpino come una sciarpa. Immediata la denuncia ai carabinieri e la segnalazione al sindaco. Il sindaco di Treviso Mario Conte sarà l'ospite di questa sera di 20:10 e poi a seguire, come vi abbiamo detto in apertura, puntata da non perdere alle 21:15 con Ring, ospite il governatore del Veneto Luca Zaia. Con il Veneto ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, previsioni del tempo, arrivederci.
Bentrovati al meteo. Con il maltempo dello scorso weekend l'estate ha subito una battuta d'arresto ed è pure caduta la prima neve sulle nostre montagne sopra i 2000 metri. Nella giornata di martedì 10 settembre tuttavia ci sarà il sole a farci compagnia. Nel dettaglio sul Veneto il tempo sarà stabile e soleggiato e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Clima più fresco con temperature minime comprese tra i 10 e i 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 25 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento, anche qui il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature invariate, minime tra i 13 e i 17 gradi, massime tra i 23 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui avremo un ampio soleggiamento ovunque, salvo per innocui addensamenti sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia della nostra emittente.